Ed ora è il momento della rubrica 3 minuti per la tua salute curata dal dottor Madeschi. Oggi il secondo appuntamento con la dottoressa Orlando. Vediamo. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Videosound che parla dei problemi della salute. È ritornata qui da noi la dottoressa Federica Orlando per parlare. Voi sapete che io ho sempre tenuto molto alla prevenzione. Ecco, vediamo come possiamo fare la prevenzione per quanto riguarda i problemi cerebrovascolari, che sono quello dell'ictus e del TIA. Quindi prevenzione primaria e secondaria. Evidentemente dobbiamo prima parlare dei fattori di rischio e dopo di vedere come fare. Certo, allora abbiamo numerosi fattori di rischio che possiamo in modo sintetico suddividere in fattori di rischio non modificabili e modificabili. I fattori di rischio non modificabili sono il sesso, l'età, che appunto come capiamo non possono essere modificati, i fattori genetici, cioè avere ereditato una predisposizione ad andare incontro all'ictus, oppure l'etnia, per esempio i pazienti di colore hanno, con maggiore facilità vanno incontro all'ictus rispetto ai pazienti caucasici. Dopodiché abbiamo i fattori invece modificabili sui quali possiamo agire e intervenire per ridurre la probabilità di andare incontro all'ictus. Tra i fattori modificabili abbiamo l'obesità, la sedentarietà, l'ipertensione arteriosa, l'ipercolesterolemia, l'iperlipemia, le malattie cardiache, anche aver avuto un attacco ischemico transitorio che spesso viene sottovalutato, cioè aver avuto questo transitorio disturbo di circolazione cerebrale è un fattore di rischio. Ecco, i problemi della dieta, quindi del colesterolo, e il problema del tabagismo, possiamo dire che sono sostanzialmente simili tra le cardiopatie ischemiche e i problemi ischemici cerebrali? Simili in rischio. Sì. Diciamo che sono tutti molto importanti, sì, perché ovviamente anche il fumo, la droga e le droghe, numerose droghe, espongono il paziente ad andare incontro a dei danni all'interno dell'endotelio, che è quella pellicola che riveste il vaso, e rovinandosi l'endotelio il vaso è più soggetto a trombosi e, come abbiamo in precedenza visto, la trombosi è una delle cause di chiusura del vaso e quindi una delle cause di ictus. Ecco, però c'è anche, diciamo, la prevenzione secondaria. Come fa il familiare o il paziente a dire ho qualche cosa, vado? Certo, allora è molto importante riconoscere i sintomi, che sono o un disturbo di forza, un disturbo della sensibilità, una forte cefalea, un disturbo visivo, e pertanto deve chiamare velocemente il 118, che in particolare nella nostra zona è stato adeguatamente istruito a fare una valutazione già all'interno dell'ambulanza, affinché il paziente, se è potenzialmente un paziente che può essere affetto da ictus, venga avviato verso la nostra stroke unit, cioè quella struttura predisposta e organizzata per trattare questo tipo di pazienti, dove può essere trattato in maniera pronta con dei farmaci specifici. Ecco, secondo la sua esperienza, hanno una aurea per dire mi sta venendo un qualcosa di strano o no? Ma questo è piuttosto difficile, purtroppo. L'ictus è una cosa immediata come l'infarto, un'improvvisa, e quindi è difficile. Sì, ci può essere per esempio nei giorni precedenti un disturbo tipo una vertigine, una visione doppia, il paziente può dire ma ho avvertito un senso di confusione, però è difficile che l'ictus si annunci, a meno che l'annuncio non avvenga, appunto come dicevamo, con l'attacco ischemico transitorio, cioè con un disturbo sempre di circolazione in quella determinata area cerebrale che di lì a un giorno, una settimana verrà colpita poi dall'ictus vero e proprio. Bene, ringraziamo la dottoressa, ci ritroveremo con lei o la settimana prossima o fra 2 settimane per vedere quando il paziente entra nell'unità, come è organizzata questa e quindi come presta il soccorso a questo soggetto. Vi saluto e ci vediamo fra una settimana.